L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17 anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. Un ingente carico di cocaina è stato intercettato e bloccato dalla Polizia di Stato di Venezia. Era destinato al mercato del Padovano e verso il lungomare Veneto. L'intervento ha avuto seguito grazie a una segnalazione che ha permesso di individuare una vettura sospetta all'interno della quale sono stati rinvenuti decine di chili di polvere bianca, probabilmente destinati nel veneziano. Questa operazione ha reso possibile una serie di ulteriori indagini che hanno portato a sequestri di quantitativi ingenti di droga. Diceva di volere un lavoro regolare, ma continua a fare l'abusivo. Morad Lafsai, marocchino di 24 anni, è stato per qualche giorno una specie di eroe. L'abbiamo tutti ammirato quando ha salvato 2 bambini dal rischio di annegare e non ha voluto nessuna ricompensa dai genitori dei 2 piccoli che si erano offerti di dargli qualcosa. Con molta dignità aveva detto invece che cercava un lavoro regolare perché da poco aveva perso quello che aveva trovato in precedenza al mercato ortofrutticolo di Brondolo. Molti hanno cercato di aiutarlo in questa sua aspirazione. Il sindaco Alessandro Ferro l'aveva invitato in municipio, gli aveva dato qualche consiglio e questo era bastato a qualche imprenditore per farsi avanti con Morad e proporgli un lavoro. Chioggia Azzurra sa con certezza che almeno una proposta è stata fatta a Morad per lavoro stagionale, ma assolutamente in regola a Isola Verde, ma lui ha detto di no, spiegando che stava già trattando per un'offerta migliore. Peccato che qualche giorno dopo sia stato immortalato in una foto che lo vede in veste di venditore abusivo sulla spiaggia. Lui stesso aveva detto che quel tipo di lavoro tra virgolette, in passato, e non dubitiamo che in caso di necessità la spiaggia sia una valvola di sfogo per chi ha ben poche altre occasioni. Ma lui l'alternativa ce l'aveva, se l'era guadagnata si potrebbe dire. Ma allora perché buttare via tutto per un lavoro irregolare e a conseguenza di penali? Ieri la polizia locale ha fatto un altro blitz in spiaggia, sequestrando altri 1600 capi di abbigliamento e articoli vari. Finora il totale di 5.000 pezzi sequestrati e di 56.000 euro di multa. In mezzo potrebbe esserci o finirci prima o poi anche Morad. I cimiteri del territorio comunale sembrano essere in una situazione di emergenza per quanto riguarda la disponibilità di loculi. La situazione non sembra riguardare un camposanto piuttosto che un altro, ma sia a Sottomarina che a Chioggia che a Sant'Anna la situazione sembra presentare le stesse criticità. Questa negli ultimi 20 anni non sembra abbia subito dei miglioramenti, non sembra essere una novità nel panorama delle necessità del territorio. Le ultime integrazioni di posti in cui dare rifugio alle spoglie dei propri cari sono state fatte una decina di anni fa nel cimitero di Borgo San Giovanni e nel tempo di un mese erano state esaurite. Al momento non sembra che sia in previsione qualche intervento a riguardo in nessuno dei cimiteri comunali, né per integrare loculi, né ossari e neppure cinerari, anche se il problema è attuale ormai da anni. Da voci di corridoio sembrerebbe che un piano di intervento sia previsto per i prossimi anni, forse già il prossimo. Resta comunque una necessità a cui si deve trovare al più presto una soluzione.
Mancano 100 giorni all'inaugurazione di Expo 2020 Dubai, il primo grande evento mondiale dopo il lungo periodo pandemico. Per narrare e descrivere le bellezze dei territori italiani, il Commissariato per la partecipazione dell'Italia all'esposizione ha ingaggiato il regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Sarà suo il compito di dare vita al titolo della partecipazione dell'Italia, La bellezza unisce le persone. Salvatores racconterà le 15 regioni che a Dubai porteranno le loro ricchezze culturali, paesaggistiche e storiche, senza tralasciare gli aspetti legati alle tradizioni ma anche alla volontà di rinnovamento. Le riprese colte dalle telecamere dopo un lavoro di editing che farà risaltare la magia del nostro paese saranno proposte ai visitatori del Padiglione Italia durante i 6 mesi in cui l'Expo sarà nel suo vivo, dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022. 2 saranno le sezioni del padiglione dove verranno diffuse le immagini curate dal grande regista, il Belvedere in cui saranno proiettate le immagini dei paesaggi e degli scenari più suggestivi a 360 gradi e il Saper Fare Italiano, dove su uno schermo di 100 metri quadrati gireranno le immagini delle nostre eccellenze nei campi dell'artigianato, mostrando la parte migliore dei nostri settori agroalimentari, meccanici, del design e delle tecnologie all'avanguardia. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, afferma che l'Expo segna un nuovo inizio per rilanciare il mondo del turismo, dell'industria e dell'artigianato, un viaggio in grado di dare una nuova speranza verso la ripartenza, dando l'opportunità di riscoprire bellezze e di consolidare relazioni internazionali. Il Veneto, con le sue variegate bellezze uniche al mondo, può offrire esperienze indimenticabili. Salvatores, che sta girando per l'Italia filmando con droni e con macchine in grado di fare riprese a 360 gradi, è convinto che i progetti pensati per il padiglione italiano daranno vita a un qualcosa di straordinario. Mai un numero così alto di regioni, 15, sono riuscite a partecipare a un'esposizione universale. Saranno una presenza decisiva per il rilancio del turismo, partendo da quello esperienziale, ma anche fondamentale per attrarre capitali esteri verso le imprese del territorio, che siano grandi industrie, piccole e medie imprese, start-up e imprese di artigianato. Al Veneto e alle regioni italiane che hanno aderito al progetto sarà dedicata inoltre un'intera sezione del sito del Padiglione Italia, spazio che sarà aggiornato quotidianamente. E Luigi penso, ci saranno delle proiezioni e quant'altro.